Guerra di comunicati tra la compagnia di navigazione CIN e i commissari straordinari di Tirrenia, società in amministrazione straordinaria, su cui nelle prossime ore si dovrà pronunciare il Tribunale fallimentare di Milano su richiesta avanzata dalla Procura milanese. Stamattina la CIN con una nota aveva lanciato un appello al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per trovare un'intesa. Senza l'accordo di ristrutturazione di CIN, Tirrenia in amministrazione straordinaria, come sancito dall'attestatore, recupererebbe forse tra il 10 e il 19% del proprio credito di 180 milioni di euro, una cifra tra i 18 e i 34 milioni di euro, ma non subito, fra diversi anni, senza alcuna garanzia, si legge nella nota della compagnia di navigazione. Ma in tarda mattinata è arrivata la replica dei commissari straordinari che con una nota sottolineano come il Mise abbia autorizzato la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione con CIN nella versione sottoposta al comitato di sorveglianza, ma CIN, prosegue la nota, ha respinto la proposta rivoltale, diffidando i commissari straordinari alla sottoscrizione entro le 10 stamattina dell'atto unilateralmente integrato dalla stessa CIN nel tardo pomeriggio di ieri, con clausole inaccettabili per l'amministrazione straordinaria. Una situazione che sta preoccupando i sindacati di categoria che guardano ai 6.000 posti di lavoro a rischio in caso di fallimento della società di navigazione, senza contare le conseguenze che questo avrebbe sui trasporti marittimi da e verso la Sardegna.